po', lei è direttore di Avvenire, quindi Sì. un giornale cattolico, e oggi siamo a celebrare questo giornale cattolico che compie 100 anni. La Vita Cattolica per me è stato un giornale fondamentale. Quando ho iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo alla Voce Sontina, il Cugino, il settimanale cattolico della diocesi di Gorizia, per me e per noi della redazione, la Vita Cattolica era un riferimento, insomma, per la capacità di penetrare anche nella vita sociale, nella vita anche politica del territorio, saperlo raccontare con uno sguardo cattolico, cioè universale, e con la capacità di incontrare le persone. Guidare il giornale di ispirazione cristiana che è Avvenire Oggi, che è il secondo giornale per diffusione del paese, che è il quarto giornale per l'aggregato carta digitale, è una responsabilità, un compito immenso, ma faccio tesoro di quell'esperienza maturata proprio qui, in questa realtà, a Voce Sontina, con la vicinanza di Vita Cattolica, di saper interpretare la realtà partendo dalle persone, guardando negli occhi le persone e raccontarla con la massima autenticità possibile. La Chiesa Cattolica ha sempre guardato molto alla comunicazione, l'esempio anche tutti gli affreschi che vengono riprodotti nelle varie chiese, sparsi in giro per il mondo, quindi da una parte siete degli super esperti in comunicazione fin da 2000 oltre anni fa. Il Vangelo era il verbo che si è fatto carne, quindi si parte dalla parola, no? E quindi un'abitudine con la parola e con la parola incarnata, cioè che entra nella realtà attraverso anche, lo diceva giustamente lei, l'immagine, la potenza dell'arte, il linguaggio dell'arte, la cultura, che ha lo sguardo sempre puntato però sull'autenticità dell'uomo, un linguaggio che appartiene al mondo cattolico, che appartiene alla Chiesa, e può essere anche significativo in un tempo in cui la profondità di quello sguardo si trova a confronto, alle volte a contrasto, con l'istantaneità e l'istintività dell'informazione del momento contemporaneo.